too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. Buonasera e ben ritrovati, sesta puntata di Effetto Friuli Giovani. Benvenuti a tutti, benvenuti ai ragazzi, numerosissimi anche questa sera, per parlare con noi di moda, arte e linguaggio. Questo è il titolo della puntata. Ospiti in studio la professoressa Simonetta Daffarra, insegnante all'ISIS da Ronco di Gemona, insegnante di moda, il sociologo Nicola Strizzolo dell'Università di Udine, Fabio Rodaro, illustratore udinese, che poi ci spiegherà, insomma, ha lavorato molto fuori e ha una carriera, insomma, ed è ritornato qui in patria, insomma. E Sara Love, che è una studentessa del Master Internazionale di tatuaggio artistico. Grazie per aver accettato il nostro invito, per essere qui questa sera. Allora, dicevamo, si parla di moda, di arte, di linguaggio. In realtà questa puntata vuole parlare di comunicazione, di come usiamo l'abbigliamento oppure i tatuaggi, i piercing, le nostre forme di comunicazioni più o meno esplicite per affermare il nostro modo di essere, la nostra individualità, la nostra personalità. Ho deciso di aprire la puntata anche con un omaggio a Gillo Dorfles, che oggi si è spento alla veneranda età di 107 anni. Chi era? Un critico d'arte, un medico psichiatra che è stato critico d'arte, pittore e che ha dato molto al mondo dell'arte italiana e non soltanto. E come scrittore, come giornalista, ha anche scritto molto di moda. Ecco perché ho deciso di partire con questo omaggio, ecco qui lo vedete. Ha scritto molto di moda e questi suoi articoli sono stati raccolti all'interno di un saggio che poi è stato anche rivisitato, La moda della moda. E sostanzialmente Gillo Dorfles sosteneva che, insomma, la moda è destinata, insomma, a peggiorare, non è come l'olio e il buon vino che si mette da parte e dà i suoi frutti, o il meglio col passare del tempo. Diceva, la moda, insomma, tutto sommato sembra che ci regali sempre qualcosa di peggio. Adesso vedremo con voi se è veramente vero questo. Poi ovviamente è riduttivo, chiaramente, riassumere il suo pensiero in una sola frase, però volevo darvi un po' in là. Allora, dicevamo, parliamo di moda. Che cosa significa moda? Esprimere se stessi attraverso quello che indossiamo, in questo caso. Un concetto molto meno effimero di quello che può sembrare, non collegato necessariamente alle sfilate e a quello che può essere la moda prêt-à-porter, ma semplicemente collegato al nostro modo di vestirci quotidianamente e di scegliere un nostro stile che poi ci fa riconoscere all'interno di un gruppo e via dicendo. Allora, partirei da chi ha il microfono, tipo Dharma, che è sempre brava e volenterosa. Allora, volevo chiedervi quando e come scegliete che cosa vestire la mattina, la sera, aprite l'armadio, scegliete a caso, è tutto molto più studiato il look, come funziona? Allora, diciamo che io onestamente non è che ad esempio prendo dei vestiti perché vanno di moda o perché piacciono agli altri, ma solitamente scelgo perché piacciono a me. Quindi non ho un modo esatto di vestirmi, cioè se vedo una maglia che mi piace, anche se non è di marca o che fa moda, la compro e la metto. E per andare a scuola solitamente uso un look giornaliero, poi dipende, tipo il sabato sera metto, non so, il vestito, anche i pantaloni, cioè non ho uno stile preciso, però... Beh, è uno stile tuo, sì, ho uno stile mio in realtà. Quello che ti fa sentire a tuo agio. Sì, ho uno stile mio, nel senso, se tutti ad esempio amano mettere il pantalone, il jeans con la maglia bianca, io metto leggings con la maglia grigia, per dire. Cioè non mi piace seguire molto lo stile definito moda, cioè seguire gli altri. Stile canonico, quindi insomma sì, ecco, personalizzi il più possibile. Passa il microfono anche ai tuoi vicini, che sono tipo Patrick, ha cambiato taglio di capelli. Prendo quelli che conosco e di cui mi ricordo il nome, se no... Ma devo parlare? Sì, parla, ti sei tagliato i capelli, segui le mode, è stato un taglio necessario perché la zazzera era diventata troppo... No, perché me l'ha detto mio padre. Ah, ok. Allora bisogna... fa parte di quel patto di qualche puntata fa. No, non No, c'entra niente. ok. Allora, tu invece coi capelli... Sì, dai. Non puoi venire coi capelli fucsia e pensare di farla franca.
Grazie. No, io praticamente c'è stata una scommessa all'interno della squadra e l'ho persa e li ho fatti, basta. Non Ah, che quindi da è una dire, punizione? Eh? È una punizione, quindi. Cioè, circa, sì, dai. Circa, Mettiamola meno così. quasi. Grazie, molto gentile. Allora, professoressa Daffarra, chiederei a lei un lancio, no? Parliamo di moda. Lei si occupa di moda all'interno di un istituto. Io insegno storia del costume e della moda e disegno della moda al Daronco e ci sono qui alcune mie valide allieve che sono timidissime e hanno paura di intervenire. È una materia molto divertente, anche molto entusiasmante per certi versi. Facciamo dei concorsi, facciamo delle competizioni, facciamo una sfilata interna quest'anno. Insomma, abbiamo vari contatti con la realtà esterna, eccetera. La moda è una bellissima realtà che ha anche tantissime possibilità di sbocco futuro. Noi sappiamo che ci sono e si moltiplicano i corsi post diploma per chi vuole essere occupato nella moda, che il Made in Italy è proprio una delle nostre eccellenze e quindi è uno dei grandi sbocchi professionali del futuro. E quindi diciamo che le ragazze sono interessate, lavorano tutte volentieri, qualcuna anche studia. Beh, anche perché voglio dire, c'è un lato creativo che il viene lato più che mai stimolato. il lato creativo viene molto stimolato e a loro piace molto, quindi disegnano volentieri, inventano, guardano, copiano, modificano e cercano di inventare uno stile e anche naturalmente si confrontano con il loro modo di vestire, Certo. di presentarsi. Lei che insegna appunto storia della moda, dicevo prima, sembra un concetto effimero perché forse i media anche ci danno sempre l'idea di qualcosa di così un po' leggero e naif. In realtà, appunto, come lei che lo fa di lavoro, la moda nel tempo ha rispecchiato La moda è una cosa molto seria. Io penso a Oscar Wilde, visto che lei ha cominciato citando Gillo Dorfles, io le cito la famosa frase di Oscar Wilde che solo i superficiali non si fermano alle apparenze, cioè le apparenze sono molto importanti perché è come ci presentiamo al mondo, no? Quindi la scelta di un colore di capelli, il trucco anche chiaramente, di un trucco, di un abito, di un modo di vestire, ecco, caduto il microfono, tutto questo è ovviamente... Aspetti che facciamo così, è il bello della diretta, ma allora, eccoci. No, penso che ho paura che faccia rumore, ecco così. Dicevo sì, le apparenze quindi sono il nostro biglietto da visita, no? Come ci vestiamo, come ci presentiamo, eccetera. Per cui dicono tanto di una persona. Chi di voi invece è un appassionato magari perché insomma ci sono degli abiti, lei stesso indossa un giubbino in pelle, il chiodo che insomma è stato diciamo inventato, creato, disegnato moltissimi anni fa, è diventato un capo d'abbigliamento unisex, adatto a tutte le età, immortale in un certo senso. Quindi quanti di voi magari rovistano negli armadi dei padri, delle madri in cerca di qualche abito? Sempre tu, vai. Io amo tantissimo vestirmi con i vestiti di mio papà perché, beh, innanzitutto a me piacciono i vestiti larghi, nel senso mi piace vestirmi con i Comoda. vestiti e in più anche perché comunque portare i vestiti del mio papà, che sono comunque vestiti di qualche decennio fa, un po' cioè, mi trasmette qualcosa, anche perché io sono appassionata degli anni 70-80, la moda degli anni 70-80, quindi mi piace molto indossare vestiti di quell'epoca o comunque rispecchiare qualcosa che mi riporti in vita a quell'epoca. Poi del resto, insomma, era questo proprio il discorso che facevamo, cioè ci si veste anche se magari, come diceva prima uno dei ragazzi tra il pubblico, non me ne intendo, però in realtà la scelta dei capi da indossare è comunque legata a un nostro modo di essere, un nostro stato d'animo in qualche modo, insomma, alla volontà proprio o di sentirsi a proprio agio o di esprimere un qualcosa. Qualcun altro che vuole fare, a te che hai la pelliccia, posso passare il microfono, passate il microfono. Sì. Tu indossi un capo Sì. che è sintetico, vero? Sintetico.
Ecco, tieni il microfono più vicino a te, grazie. E indossi un capo che adesso, vabbè, è tornato un po' di moda, anche non solo in versione sintetica, però è un capo, ad esempio, importante. Tu fai il daronco? Sì, moda. Ecco, buongiorno, buonasera, anzi. Buonasera. Come ti chiami? Belmira. Mm. E sì, mi piace, l'ho messo, ma non perché va di moda, cioè va anche di moda, ma anche perché mi piace. Altri che vogliono, facciamo passare il microfono? A te, dai. Fate passare il microfono alla ragazza. Allora, con te, dopo parliamo anche con la tua collega di studi, di tatuaggi, però insomma anche il piercing è uno dei... approfitto, ovviamente devo andare guardandovi, a prendere gli interventi. Anche il piercing è una forma di comunicazione artistica, un uso artistico del proprio corpo. Io personalmente credo che comunque la moda non sia da confondere con la personalità. La moda è comunque una tendenza che implica l'assenza di pensiero, secondo me. Questa è una mia modesta opinione. La personalità è qualcosa che, come diceva la professoressa, è il nostro biglietto da visita ed è assolutamente personale e appunto non da confondere con il termine moda in sé. Ok, un intervento secco e incisivo e direi che noi ci fermiamo per la pubblicità e poi approfondiamo proprio questo discorso. Pubblicità. See, I'm too late. Eccoci rientrati, allora si parlava di moda, di abbigliamento, dei nostri stili e abbiamo menzionato anche appunto i piercing e i tatuaggi. Abbiamo ospiti con noi, una ragazza ha appena parlato, l'altra parlerà adesso, Sara, che fanno proprio una scuola per tatuaggi. Spiegaci pure come funziona il tutto. Allora, io e Alessia siamo ormai al terzo anno di questo master internazionale. Quindi l'ultimo? L'ultimo anno, sì, è partito 3 anni fa, appunto il primo corso che permette a chi vuole imparare, diciamo, questo mestiere ad avere tutte le basi possibili per poter diciamo, tatuare seriamente, avendo a disposizione tutte le materie che possono aiutarci in questo settore, che vanno sicuramente dal disegno, dal tatuaggio, dalle ore di pratica, dalla pittura, fino alla fotografia, al marketing, all'inglese, a igiene. Quindi si fa una preparazione a 360 gradi per poter, diciamo, in 3 anni essere pronti, avere delle basi solide su cui partire poi per... Una delle cose fondamentali di questi corsi è diciamo che avete la possibilità di fare anche degli stage presso studi, quindi avete, avete visto e lavorato anche con dei tatuatori e avete, immagino, anche fatto dei tatuaggi o comunque collaborato? Sì, anche perché al terzo anno, al secondo anno c'è questo esame di abilitazione che permette che decide se puoi tatuare o meno sulla pelle vera, perché appunto al terzo anno c'è questa parte di tatuaggio che viene eseguita sulla pelle vera. Proprio all'interno dell'Accademia sono state proprio installate queste postazioni di lavoro dove noi possiamo, ecco, eseguire questi tatuaggi in tutta sicurezza sotto la supervisione del direttore. Nel tuo caso tutto nasce da probabilmente una passione, insomma abbiamo visto prima, non so se la regia, ti dobbiamo inquadrare le gambe, però insomma il tatuaggio è un'opera d'arte, quindi si può. Sì. E tutto nasce da una tua passione penso per questo tipo di espressione, insomma, artistica, e anche perché ti piace disegnare, perché ovviamente per fare i tatuaggi bisogna essere anche abili disegnatori, no? Sì, approfitto per dire che ormai è finita l'era del tatuatore che si improvvisa, ecco, tatuatore ricalcando i disegnini e facendo cose un po'
così alla carlona senza sapere dove... È cambiato un po' anche la... Un po' cambiato, sì. Come si dice, la consapevolezza, o comunque il cliente vuole delle cose magari anche create ad hoc e non si accontenta ovviamente del tatuaggio standard fatto in serie, chiaramente. Certo, e soprattutto ci stiamo specializzando tutti nel proprio stile, perché c'è chi vuole fare uno stile piuttosto che un altro. Perché ci sono anche tante mode nel tempo, un po' come diceva prima esatto. Dharma, a me piace vestirmi con gli abiti anni 70, ci sono delle mode che sono tornate. Però il tatuaggio è indelebile, no? Per cui Certo. è una moda che però è destinata a È una restare, scelta- è una scelta di bella vita. tosta, no? È una scelta definitiva. Tra di voi ci sono dei ragazzi tatuati, mi pare, no? Passate il microfono così mi dici il nome. Laggiù in fondo, ragazzo con la camicia militare. Un microfono di là? Non c'è. Va bene. O se no tu, va bene Rossella, sei tatuata, vai. Perché ti sei tatuata? Boh, in realtà io non sono tipa da tatuaggi. Cioè, perché se uno mi vede per strada non direbbe che... io dico che è un tatuaggio e neanche mi credono, lo faccio vedere e mi credono. Però io l'ho fatto per un fatto di, diciamo, di rivincita contro me stessa. Perché io l'ho fatto per una questione, per coprire qualcosa che non mi andava, diciamo così, e io grazie al tatuaggio sono riuscita a vincere la mia battaglia contro la vita, per dire bene, adesso ho vinto questa battaglia, dire alla vita io non ho, sì, tu non mi hai vinto, io sono ancora qua e quindi ho visto il tatuaggio come una specie di... Brava, grande. Come vede, professoressa, sì, il tatuaggio è definitivo, però poi insomma ci sono spesso e volentieri dei motivi che vanno oltre quello che può sembrare la moda, il voler apparire. Adesso sei riuscito a recuperare un microfono? No, glielo passiamo, se lo sono mangiati, dovrà tornare fuori il microfono, ce ne sono due, quindi... Eccoci. Buonasera. Vai. Per me il tatuaggio è espressività del corpo, cioè è come se un corpo spoglio non riuscisse a raccontare nulla. Lasciando un segno sul corpo si lascia anche un messaggio che può essere trasmesso facilmente alle altre persone e ti ricorda anche qualcosa, può ricordare tantissime cose, momenti, o può essere anche semplicemente estetico. Quindi il tatuaggio racconta il corpo, gli dà un motivo di essere corpo. Quindi diciamo lo completa. Tu i tatuaggi che hai fatto li hai disegnati tu o sei andato, sono una creazione del tatuatore? No, mi sono sempre affidato al mio tatuatore, consigliandomi con lui, creando un disegno insieme. Non ho mai scelto un disegno fatto da qualcun altro. Anche questo è proprio appunto, ci riallacciamo al discorso che faceva Sara prima, c'è una professionalità del tatuatore, è un artista, ce ne sono di famosi, insomma, e ovviamente quello che viene fatto, c'è anche un rapporto di fiducia. Di solito, insomma, se le cose vanno bene, si va sempre oltre un tatuaggio e continua il rapporto perché poi ci si conosce, quindi appunto anche il tatuatore può venire incontro alle esigenze di chi chiede il lavoro. Allora, veniamo a Fabio Rodaro invece, che è un illustratore e con i tatuaggi immagino abbia poco a che fare, però si occupa di creare delle immagini e quindi Sì. a sua volta di comunicare anche con le immagini. Ho Raccontaci che disegnato cosa... un paio di tatuaggi su commissione per amici. Ecco, insomma, Mi sono fermato lì. giusto approfittare, se si conosce qualcuno che disegna bene, no? Sì, esatto. No? Poi c'è sempre questo problema di rapportarsi col tatuatore artista finale che probabilmente non è molto contento quando si vede arrivare un disegno già pronto e qualcuno che gli dice mi stampi questa cosa sulla pelle senza poterci mettere del tuo. Non piace? È vietato? No. No, però cioè, si tende, se poi sei tu che ci devi lavorare sopra la pelle, è ovvio che è sempre meglio conoscere quello che si va a fare, ecco, senza dubbio. Poi, insomma... Vabbè, si fa, poi infatti. Sì, dai, ci sta, sì. Fabio, invece raccontaci che cosa fai tu in realtà, Io illustratore disegno per mestiere,
Ho cominciato lavorando come animatore, nel senso di cartoni animati, inizialmente per il web, poi da lì sono passato un po' attraverso varie esperienze, ho lavorato per l'editoria, libri scolastici, adesso sto lavorando molto con prodotti per i bambini, giocattoli, giochi da Per tavola. la prima infanzia. Per la prima anche, infanzia no? soprattutto. Dove comunicare può sembrare magari insomma un po' superfluo, invece no. Invece è molto importante, si comunica coi colori, Sì, no? esatto, il cliente ci tiene tantissimo, tant'è che ci sono dietro Degli studi non da più che degli studi, proprio dei professionisti che analizzano poi i miei disegni, degli psicologi infantili. Chiaro. E dicono no, attenzione, qua questa immagine è troppo forte, oppure non possiamo affrontare questo tema o questo colore, non va bene. Ci sono sempre dei colori vietati, tipo il viola è un colore difficilissimo da usare, ma un po' in tutto... Si può abbondare di verde, Si può abbondare di verde. Per il Azzurro, cliente sì. che ho adesso, ad esempio, che ha un immaginario abbastanza tradizionale, forse alla moda, piacciono molto i colori accesi. Una lotta che sto cercando di portare avanti è quella di usare colori più tenui, però Esatto. pare che ai bambini piccoli in realtà siano più attratti, poi non lo so, Sì, non lo so. dicevano e l'ho imparato Una a mie volta lo spese. dicevano. Esatto. E il verde, quindi il verde è comunque un colore problematico perché deve essere sempre acceso, se no non sono contenti. Verde speranza. Allora, illustratore per appunto tutta una serie, cioè per aziende, si occupa anche di appunto giocattoli, quindi qualcosa di ludico. E a lei la domanda sulle emoticons che noi usiamo praticamente voi tutti, anche ovviamente per comunicare, vuoi con lo smartphone, sui social, eccetera. Che cosa si comunica con queste icone? Sono una scorciatoia, no? Dovrebbe essere una sorta di super riassunto per poter comunicare con immediatezza il proprio stato d'animo, le proprie emozioni, come dice un po' la stessa parola, che è un'unione di icona e emozione. E funzionano? Si può dire Funzionano? che Questa è una perde domanda che in realtà girerei al pubblico. Perché sì, adesso abbiamo un minuto e dopo daremo la parola. dipende dal contesto, immagino, la risposta molto generica. Può il linguaggio o comunque l'uso smodato, alla fine lo facciamo, insomma si mettono a ripetizione, è molto facile, no? Delle emoticon togliere poi autenticità in un certo senso ai messaggi, da grafico, da illustratore? Una volta le emoticon si componevano con i simboli della punteggiatura. tastiera, quindi potevano essere molto più personalizzate. Adesso ce n'è forse riescono ad essere ancora nuovamente personalizzate perché ce n'è una caterva disponibili, poi si finisce nelle GIF animate, micro video e cose del genere. Si è passati però da un momento di creazione di un'immagine a un momento di scelta in un immenso catalogo, quindi è forse più come andare a comprare un vestito che non come cucirselo. Però disambigua un po', no? Perché Disambigua, se uno sì. scrive una frase secca, non sai mai se la dice scherzando, se la dice... In questo no? caso Esatto. l'emoticon E questo arriva... l'emoticon disambigua. Da una parte l'abuso crea confusione, le rende inutili perché una serie di faccine non dice più quello che dice la singola faccina. Dall'altra parte sì, se io a una frase aggiungo una faccina sorridente posso dare ad esempio ad intendere che sono ironico o una frase Buttarla seriosa può venire sdrammatizzare, sdrammatizzata, diciamo. no? Ok, ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo, grazie. Eccoci di nuovo in studio. Allora, Buttazzoni, che è il nostro regista, è sempre un grande osservatore del look dei nostri ragazzi, ci fa vedere le ginocchia, i jeans strappati che andavano di moda 1000 anni fa e continuano ovviamente, sono sempre di moda, ci sono delle cose sempre verdi, anche Patrick ha le ginocchia fuori, insomma abbiamo parlato di moda, dopo vi faremo un po' di, diciamo, di analisi del look, tra virgolette, però volevo un attimo tornare al discorso comunicazione che era interessante, stavamo parlando
parlando di emoticon, di messaggistica, di come ci esprimiamo e di come in effetti una semplice faccina può dare la chiave giusta di interpretazione di una frase secca in un messaggio, in una chat, in una mail. Chi di voi crede che l'uso che ne facciamo delle emoticon magari possa in qualche modo pregiudicare il messaggio o in qualche modo far perdere un po' di, non so, di lessico, di importanza anche al messaggio? Tu che hai il microfono, ripetimi il tuo nome, scusa. Giovanni. Giovanni, prego. Buonasera, sono Giovanni e come il caro vecchio Platone io sostengo che l'arte sia sì l'espressione delle idee del singolo uomo, però c'è il rischio di essere fraintesa, perché la vera importanza sta nel discorso, nella parola, e infatti è il discorso che ci permette di far capire qual è la pensiero dell'uomo. L'arte sì ci aiuta, ma più che altro è una funzione rammemorativa, possiamo definirla. Infatti l'arte ci aiuta a capire quello che pensa l'uomo. Sì, l'emoticon potrebbe essere utile, ci potrebbe dare un indizio di come la penso io, però potrebbe essere fraintesa. Infatti la faccina sorridente, io potrei capirla e intenderla in un modo, ma lui potrebbe intenderla in un altro. Infatti secondo me questo è il rischio più grave, il rischio che tutto venga frainteso. Quindi sarebbe meglio una comunicazione verbale? Sì, la cosa più importante è la comunicazione verbale. L'arte però è un sostegno, secondo me, è un sostegno, un qualcosa che va in aiuto appunto al nostro discorso e ci ricorda quali sono le nostre idee. Quindi sì, potrebbe essere utile, ma bisogna stare molto attenti. Però, voglio dire, tante volte un'emoticon usata in modo tattico o comunque può aiutare a dire anche delle cose che sono più difficili da Sì, dire. può aiutare, ma comunque sono proprio dell'idea fissa come Platone. Tu sei platonico, no, Sì. platonico non so se si può dire, sì, però Sì, sei... sì. Sì, l'importanza sta nel discorso, ok? È giusto utilizzare l'emoticon magari per facilitare la comunicazione, ma va specificato, bisogna parlare. Alla base della società sta il discorso, la parola. Ecco, non è con un emoticon che convinco una persona ad agire in una determinata maniera, ma è grazie alla parola. Quindi l'arte sì, è molto importante, ma come supporto. Chi è d'accordo anche tra gli ospiti o in disaccordo ovviamente? Dharma? Possiamo... Dov'è l'altro microfono, scusate? Ha alzato la mano per... Ah, ok, allora dopo... Prego. Io concordo con Giovanni, giusto? Sì, nel senso, come dice lui, comunque l'emoticon non può sostituire la parola, anche perché per fare un discorso con una persona comunque devi utilizzare le parole, cioè non è che puoi mettere 20 faccine attaccate per spiegare qualcosa. L'unica cosa che magari in un discorso all'inizio, alla fine o nel centro del discorso si possono inserire delle emoticon per rendere migliore il messaggio, cioè per specificarlo meglio, ma non per sostituirlo. Infatti. Diciamo forse per una comunicazione un po' più leggera e come immediata come ci può diceva lui, stare. Come supporto alla parola, ma non come sostituzione, perché sostituire la parola con un emoticon è un po' riduttivo. Esatto. Ok, grazie Dharma. Allora, il possessore dell'altro microfono si alzi, prego, alzati in piedi, nome, scusa, non ti avevo visto. Nessun problema, posso comprendere. Buonasera, Tieni il microfono vicino a te, prego. Buonasera, sono Matteo Canturi dell'Istituto Giacomo Cecconi. Benvenuto. No, comunque volevo utilizzare il primo intervento per riferire che forse le emoticon rovinano il messaggio, visto che forse, che parola potrei utilizzare, tendono a rovinare... mi scusi, No, è la prima volta, perciò sono... Non c'è problema. Visto che a volte le emoticon tendono a rovinare il messaggio, tendono a modificarlo, visto che la mia ambizione è essere uno scrittore in futuro. Infatti io ammiro la sua professione, lo apprezzo. Volevo utilizzare anche questo spazio per... Grazie, prego. E io apprezzo scrivere, infatti io scrivo messaggi molto lunghi sul mio gruppo e i miei compagni lo apprezzano molto. Giusto, perché così sei più chiaro. Chi altri è Sì, prego, prego, anche voi ospiti siete liberi di intervenire. Sulla nascita, adesso poi forse il collega qui approfondirà la questione. Credo che l'emoticon sia nato come simbolo funzionale, laddove la comunicazione dialogica, via testo, mancava della presenza fisica delle persone che dialogano tra di loro, no? Quindi
È senz'altro fondamentale la parola, come diceva Giovanni, ma quando noi comunichiamo anche con il corpo. Stando dietro a un monitor non c'è più il corpo, non c'è più il volto che sta parlando, non si riesce a esprimere quindi queste emozioni, e lì entrava in gioco l'emoticon come supporto grafico. Professor Strizzolo, passiamo a lei la parola, visto che si parla appunto di mancanza di fisicità in questo caso e di utilizzo di social e di comunicazione, insomma, moderna, quella che usiamo tutti noi. E guardando anche il panorama dei ragazzi che abbiamo qui questa sera, così torniamo un po' indietro, che cosa, cosa stanno comunicando? Look, prendiamo random. Mi hai letto nel pensiero, perché proprio prima anche di rispondere, raccogliendo tutte le comunicazioni, abbiamo parlato di moda, abbiamo parlato di tatuaggi, e giustamente la collega ha detto, me la sono fatta ripetere 4 volte la frase, spero di non sbagliarla, che i soldi superficiali non si fermano alle apparenze. Poi correggimi se... Diceva Oscar Wilde, sì, no? Ovviamente. E effettivamente qui, parlando di moda e parlando di tatuaggio, i giovani hanno parlato di se stessi. Abbiamo visto di come un tatuaggio è servito a risolvere qualcosa di pesantemente vissuto per una ragazza attraverso un tatuaggio. È uscita una relazione un po' autoritaria con un genitore, quindi da lì possiamo già scoprire da perché i capelli così, e riusciamo un po' a immaginarsi. Poi ovviamente ci sono pratiche di ascolto per capire veramente, ma possiamo già riuscire a immaginare, in questo sta proprio l'interpretazione aperta dei simboli, magari una relazione di un genitore che ti dice un qualcosa. Possiamo anche immaginarsi, se una persona dice sì, ma io leggo i tatuaggi a dei momenti unici, possiamo iniziare a pensare, ma allora quali sono questi momenti così forti di affidarti, e esce anche fuori il legame di fiducia della persona che ti fa questo tatuaggio, come forse anche emerso, e della voglia di imprimere la persona, cioè quello che l'artista crede. Quindi abbiamo già un dissidio tra quello che io vorrei rappresentato e quello che vuole rappresentare, che diventa segno. O addirittura abbiamo anche toccato, diciamo, sotto sempre un profilo immaginifico, perfino un complesso di Elettra, cioè una ragazza che va a cercare i vestiti del genitore, del padre, cerca di innamorarsi non del padre, per l'amor di Dio, ma di un'epoca passata che rappresenta tutto ciò che è stato. Quindi abbiamo veramente narrato un po' le vostre esistenze, non addirittura dicendo tu sei vestito così, ma dicendovi io mi vesto così perché. Quindi effettivamente siamo andati in profondità delle persone attraverso dei simboli. In questo caso effettivamente dei simboli analogici, prendendo un po' in prestito quello che è, visto che lui anche si è riferito proprio agli psicologi che seguono la rappresentazione, immagino siano comunque psicologi dinamici che si occupano di test proiettivi, dice che noi quando andiamo a completare o fare un disegno ovviamente proiettiamo noi stessi. E questo sicuramente fanno i ragazzi quando si vestono, quando cercano di caricare giustamente di quell'unicità. Poi arriviamo proprio ai segnali analogici, non ci perdiamo di strada, non fatevi perdere di strada dalla narrazione. Ma il paradosso della moda, proprio come uno dei primi sociologi della moda, premesso che la moda, ve lo dirà la professoressa, è antichissima. Il sociologo della moda, Simmel, diceva è un paradosso la moda, perché noi inseguiamo quell'unico che riesce a esprimersi alla moda, e riusciamo a essere tutti alla moda, quindi risomigliarci tutti cercando un'unicità. Infatti poi la moda finisce quando tutti sono vestiti allo stesso maniera. Quindi è l'inseguire l'unicum, copiarlo, riprodurlo, moltiplicarlo finché tutti sono vestiti in una certa maniera, allora non si è più alla moda e si passa alla moda successiva. Ovviamente quel caricare di identità, diciamo che la diversità che ognuno riesce a esprimersi, e poi ricordatevi che quando io dico io ma non mi vesto alla moda, seguo il mio gusto, noi siamo immersi in un universo culturale in cui assorbiamo tantissimi messaggi, tantissima comunicazione. Walter Benjamin, caro anche a Dorfles, che era un critico dell'arte, parlava proprio di ricezione distratta. Noi in qualsiasi contesto ci muoviamo, assorbiamo i gusti, assorbiamo l'architettura, assorbiamo i suoni e ci formiamo il nostro gusto. Per cui se anche io dico sì ma io mi vesto secondo il mio gusto, già seguiamo una certa moda, perché giustamente qualcuno ha parlato di estetica. L'estetica è già una trasposizione di noi, perché Lukács, un sociologo della cultura e dell'arte, diceva tutto ciò che va oltre la funzionalità
lo carichiamo di espressione, è l'arte, è l'espressione culturale artistica. E arriviamo un po' alla freddezza allora dei messaggi. Quando noi comunichiamo abbiamo grosso modo due forme di linguaggio, lo sai benissimo, non vorrei dopo essere a quest'ora magari addormentare troppo. Uno sono le parole, ma le parole non portano in sé, sono un linguaggio discreto, per convenzione, per standard, legano gli oggetti. Non è che se io vi dico sedia vedete sedia, quindi se io vi scrivo sedia non potete sapere in quel momento qual è la mia relazione con l'oggetto sedia, se sono contento, se sono infelice, se ve lo scrivo. Allora per forza di cose io devo darvi quella presenza che è comunque standardizzata da un mezzo, quindi la faccina. Però badate bene una cosa, anche lì ritorna la persona, cioè l'analogia è produrre, cercare una similitudine attraverso le parole dello scrittore. Questa sarà la tua bravura, nel riuscire a esprimere quello che pensi attraverso un segnale digitale, che le parole sono tutte uguali, tutti usiamo le stesse parole. Allora la combinazione delle parole che userai sarà, se riuscirai a essere unico, a esprimere quello che provi. Pensiamo a un Kafka, leggiamo La Metamorfosi o Il processo di Kafka, stiamo male a 100-150 anni di distanza su una cosa scritta sulla carta, tradotta da una vecchia macchina da scrivere, poi riprodotta sul computer, più digitale così, ma prendiamo in mano quello che ha sentito un artista, lo apriamo e più o meno pensiamo di provare, o stiamo male, proviamo lo stesso pugno di stomaco che ha sentito l'artista, quindi ha fatto su questo. E anche la stessa cosa cerchiamo adesso di utilizzare che gli emoticon, perché abbiamo detto associando emoticon, moltiplicando gli emoticon, tanto felice, 100 emoticon, andiamo un po' a esprimere quell'unicità di quel sentimento, di quell'emozione che proviamo. Grazie, ci dobbiamo fermare tassativamente per la pubblicità, torniamo subito dopo. Grazie. Eccoci ritrovati, ultima parte di Effetto Friuli Giovani. Abbiamo parlato di vestiti, di moda, di piercing, di tatuaggi, di emoticon, di come ci esprimiamo con i nostri, attraverso i social, attraverso i cellulari, di come parliamo con i nostri compagni. Durante la pausa pubblicitaria notavo, tutti usano lo smartphone naturalmente, pochi o comunque non molti parlano tra di loro, molti parlano ovviamente con qualcun altro sul cellulare, tramite il cellulare. E di questo proprio parlavamo, del fatto che l'essere umano insomma naturalmente vuole comunicare, non solo ovviamente attraverso i social, i messaggi scritti, dicevamo anche attraverso il look scelto, un tatuaggio esposto, oppure un tatuaggio magari fatto e tenuto nascosto per una voglia di riscatto o via dicendo, insomma. Avevamo messo molta carne al fuoco. C'è qualche ragazzo che vuole fare degli interventi, sapevo. Ecco, vai. Allora, Dharma, la nostra Dharma, a questo punto sei super partecipe. Di tatuaggi, di look, ma una parte anche importante adesso, anche per le ragazze, principalmente, è anche il trucco. Assolutamente. Non va il microfono, scusate. Non va il microfono, benissimo. Allora, fate passare quel microfono lì. Grazie regia. Sì, in effetti non ne abbiamo parlato perché ci siamo concentrati maggiormente sul discorso vestiti, però appunto anche i capelli, chiaramente il make-up è molto importante. Sì, il make-up comunque penso che per le ragazze, cioè ho visto prima il regista che inquadrava più di una ragazza truccata, quindi penso che comunque sia un aspetto che caratterizza tante ragazze, anche il modo di truccarsi, perché si ci trucca. Beh, tu insomma sei sempre truccata, gli occhi, quindi magari dici io i vestiti prendo quello che mi fa sentire più a mio agio. Beh, però nel truccarmi mi piace, trucco, se devo mi piace particolarmente truccarmi. Ragazzi, il brusio io lo sento, a casa no, però non sentiamo quello che dice Dharma. E sì, cioè, a me piace particolarmente truccarmi, è una cosa su cui mi concentro di più rispetto... Ma non per farmi, cioè mi piace solamente per me stessa, mi piace farlo. Io sono una grande fan del trucco, sempre stata, quindi diciamo capisco. Prego, passiamo il microfono Patrick, non fare il timido. Vai. Ok, prima le donne, va bene, va bene. Allora, oltre comunque il trucco, tutte quante queste cose qua, anche i capelli, perché certo. Comunque quale ragazza non si è mai fatta un taglio diverso per piacere a un'altra persona? E comunque magari anche i tagli appunto, ma anche i colori. Penso che poche ragazze comunque non si siano mai fatte una tinta.
Giusto, certo, anche questo oppure si seguono le mode, insomma adesso ci sono nuove tecniche anche per ovviamente colorare i capelli, quindi sì, anche quello è comunque un modo per comunicare qualcosa. Prego Patrick, non essere timido. No, volevo vai. fare una domanda. Vai. Quali attenzioni devo avere per farmi un tatuaggio ad arte? Sara, a te la risposta, visto che... Quali attenzioni deve avere, in che senso? Dove deve, cioè lui vuole farsi un tatuaggio, Esatto. non conosce un tatuatore di riferimento, però insomma quali sono le norme o comunque le cose a cui uno che si vuole rivolgere per fare il tatuaggio deve fare attenzione, visto che voi lavorate nel settore, abbiamo parlato di igiene prima, spieghiamo brevemente però. Sì, brevemente fai le tue ricerche in base a quello che ti vuoi tatuare, però la cosa importante è che tu ti rivolga in uno studio specializzato con le regole che sia conforme, insomma. Ci sono diciamo delle normative ben precise anche a si livello segua, regionale esatto, di tutela. esatto. Ovviamente il tatuatore clandestino, tra virgolette, o che fa in casa, chiaramente quello non è in alcun modo consigliabile, anche per semplicemente questioni igieniche su cui non si scherza. Ecco. Esatto, anche se ormai al giorno d'oggi si usano tutte cose monouso, certo. dagli aghi ai copriclip, insomma tutta una serie di tutti gli accessori chiaramente. Tutto quello che si utilizzati. usa è monouso, perché poi anche i tappini di inchiostro, insomma, poi viene buttato via tutto. Però l'importante è che tu trovi un negozio di tatuaggio, uno studio che, che sia serio e che segua le norme igienico-sanitarie. Questo. Dopodiché deve essere un tatuatore insomma, che sa quello che fa, insomma, poi a tua discrezione di cosa ti vuoi fare, però poi instaurerai un rapporto di fiducia col tatuatore. Quindi deve essere una persona che tu sceglierai, che ti farà un pezzo artistico che vuoi, insomma, ecco. L'importante è che ci siano le norme igieniche, certo, e i controlli, e che sia un tatuatore bravo, insomma, ecco, con la sua esperienza, e che ti... Anche perché appunto l'abbiamo detto prima, è per sempre, quindi insomma si possono cancellare, però adesso non entriamo nel merito, però voglio dire sarebbe meglio che le cose fossero fatte ad arte. Ci sono altre domande? Vai. Io volevo chiedere sempre alla ragazza se trova più affascinante vedere un tatuaggio appena realizzato o un tatuaggio che è ancora in fase di realizzazione, e per quale motivo? Non è difficile. Non è difficile. È bello vedere un tatuaggio nel mentre viene realizzato, per esempio durante le convention, quando noi andiamo spesso e volentieri un po' in giro così nelle convention, si può vedere tatuatori all'opera anche con diverse tecniche. Con diverse tecniche, tatuatori famosi o meno, insomma c'è un mondo dietro, ecco. Puoi andare anche tu, insomma, a vedere qualche convention, così ti diverti, vedi un po' come funziona, no? E è bello vedere il tatuaggio in fase di realizzazione, è bello vederlo quando è finito ed è bello vederlo soprattutto quando è guarito, pulito, bello, insomma, da sfoggiare. Da sfoggiare, pronto, insomma, finito, ecco. Quanti di voi hanno tatuaggi per alzata di mano? Chi può? Beh, siete una minoranza. Chi vorrebbe invece farlo? In tanti. Lei voi due niente, professoressa, possiamo fare? Assolutamente no. Lei non vuole e No. non ne ha, ok. Quindi in realtà, e quanti sono, cioè perché non lo fate perché siete minorenni ancora, perché a casa non vogliono, perché siete minorenni e qualcuno, bisogna ancora convincerli. Perfetto. Invece tornando, facciamo un passo indietro, tornando all'uso della comunicazione così giovane, messaggi e quant'altro, cioè, non so, quali sono abbiamo detto prima, no? Eravamo passati dal semplice punto di domanda, parentesi, siamo arrivati alle gif animate, ai video, eccetera. Chiedo magari all'illustratore, quale sarà il futuro della comunicazione grafica a questo punto? Quale potrebbe essere?
Adesso... Intanto adesso però ci sono anche delle modalità in effetti mi è venuto in mente, di messaggio audio, per chi è fan della parola, no? Video, anche quello, realtà aumentata, realtà virtuale. Stiamo vivendo un'evoluzione tecnologica molto molto veloce. Anche da quando io ho cominciato, quando io ho deciso di fare l'illustratore, ho immaginato che poteva essere la mia professione, mi immaginavo con la matita e il pennello tutto il giorno. Non uso la matita quasi mai ormai, è tutto digitale e tutto in continua evoluzione, i software ne escono di nuovi uno all'anno. Quindi quindi presto avremo i difficilissimo. tatuatori in digitale, anche voi dovrete... Abbiamo i tatuatori digitali. Quindi insomma... Molto difficile fare una previsione, sicuramente. Strizzolo, dove ci porterà? Quello che ci sta portando, allora non voglio fare l'apocalittico che va tutto male, sono ragazzi in gambissima, sicuramente vivranno, costruiranno, non voglio essere il Dorfles che dire la loro moda fa schifo, No, la mia è bella perché tornando Ci siamo indietro passati anche noi, insomma, tornando no? indietro Ecco, nei tempi appunto. risaliamo a 3000 anni fa quando dicevano i giovani distruggeranno il mondo, invece siamo ancora qua, grazie a Dio. E quello che effettivamente si può riscontrare però che andando con intanto la velocità, e come ha detto giustamente lui, è la cosa più essenziale, ma la cosa importante qual è? Che riducendo sempre di più lo spazio di utilizzo per la parola si va anche a ridurre però purtroppo il contenuto, anche il contenuto ragionato, il contenuto pensato, quello che si dice, una cosa è il soggetto psicologico, una cosa è il soggetto grammaticale. Io penso una cosa bellissima, grandissima, ma se ho due parole non riuscirò mai ad esprimerla. Tutti i sociolinguisti, gli psicologi del linguaggio, gli primi studiosi dei media, McLuhan, hanno detto questo, cioè il mezzo è il messaggio, quindi le caratteristiche del mezzo. Velocità, comunicazione veloce, riduzione di contenuto, riduzione di parole, riduzione anche di quindi contenuto ragionato che ci può essere nel messaggio. E chiudo giusto per anche essere rapido, e io ho un po' il terrore di questo, perché c'era una cosa che diceva, vi ricordate le epigrafi fasciste dappertutto, parole brevi, sintetiche. Karl Kraus li criticava così, diceva che fascismo è la parola che uccide il pensiero. Ma adesso che twittiamo tutti, che ogni politico twitta un grande messaggio in pochissime parole, cioè stiamo attenti, sono tutti micromessaggi, però in realtà dove sta il pensiero? Professoressa. Sta in chi detiene il potere dei media, che pensa e poi propugna questo potere a tutti gli altri perché non pensino e così li domina. Sì. Diciamo ci sono delle finte libertà, no? In un certo senso, più in realtà siamo liberi, più è un discorso complesso e Puoi meriterebbe dire quello un'altra... che vuoi, in una parola, basta. È un po', è sicuramente un po' riduttivo. Allora, noi siamo in realtà già giunti alla fine della nostra puntata, che è stata ricca di contributi. Voglio ringraziare sentitamente gli ospiti che sono stati molto interessanti, e spero che insomma abbiano coinvolto anche voi ragazzi. Grazie quindi alla professoressa Daffarra, okay. Grazie, perfetto. Al professor Strizzolo, al nostro illustratore Fabio Rodaro e a Sara Love, e anche ad Alessia che è compagna di studi. Grazie naturalmente a tutti voi, ai professori che ci accompagnano lungo questa avventura, quindi Luca Martin, Leonardo Lesa e Antonio Babbo, e soprattutto un grazie a Pierangelo Buttazzoni che ci omaggia sempre delle riprese che voi stessi vedete e apprezzate sempre, Joy Lupano e qui a fianco a noi Davide Modotto. Buona serata, ci vediamo venerdì prossimo. I stay out too late.